Mi sembrava bello in queste ore di Natale farci anche complimenti a noi, all'Italia, agli italiani, a tutte le cose belle che siamo capaci di inventare ogni giorno e di trasmettere ogni giorno, come gli artisti indipendenti che Sammy Varin ogni mezz'ora vi trasmette all'interno delle proprie trasmissioni. A proposito, ben ritrovati, potere al popolo e ben trovato a Pasquale Gallipoli. Ciao Pasquale! Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, Che buona vigilia a pezzo! tutti. Grazie, Pasquale Gallipoli, che pezzo di musica incredibile, bella, dolce, romantica, intitolata La mia dolce Italia. E Pasquale Gallipoli, ti stiamo conoscendo in queste settimane, abbiamo già trasmesso altri Sì, tuoi pezzi, ricordando anche gli 883, la tua passione incredibile, vero? sì, sì, il discorso di Max Pezzali è praticamente da quando sono, dalla mia, diciamo, infanzia, che comunque ascolto Max Pezzali e da là è diventata una passione, una Max Pezzali mania. E poi quando ho iniziato a scrivere le canzoni gliela dovevo perché grazie a lui mi sono avvicinato alla musica. Eh sì, e Perché diciamo prima di tutto che, ci sei molto, molto vicino, come voce, come grazie. intonazione e anche nell'altro pezzo trasmesso la scorsa settimana, cioè molti si guardavano qua in studio dicendo: Oddio. "Ma è lui o non è lui?" Come si intitola il pezzo che abbiamo trasmesso l'altro giorno, che è proprio un omaggio a Max Sen Pezzali? Sì, Senso unico, che è la direzione che ci fa star bene, quella di Max Pezzali, cioè per chi ovviamente è fan di Max Pezzali. Io sono magari parlo da parte, no, Ah no, sono di guarda, parte, però mai come adesso, sì, cioè infatti è ritornato con prepotenza grazie alla serie TV e quindi insomma è sì, incredibile ragazzi e bellissimo. devo dire, personalmente io li ho seguiti da sempre, chiaramente Sì, lavorando in radio ho consumato immagino, le loro canzoni, immagino. ma mai si pensava che ci fosse un ritorno incredibile a canzoni anche molto semplici, ecco, diciamolo, che però Sì, sì. raccontano la vita quotidiana dei ragazzi. La vita È vero. vera, quindi quello è quello che mi ha fatto appassionare, da sempre verso Max Pezzali e gli 883 ovviamente. Capite come, ci si avvicina alla musica seguendo un artista e poi si va avanti per conto proprio e Sì, Pasquale Gallipoli con La mia dolce Italia ne è un esempio. Tu, scrivi poesie, testi canori, sei cantautore, dalla Calabria e sì, parli di dalla Cala tradizioni territoriali per sì. celebrare l'Italia intera, perché tu poi dalla Calabria sei passato anche a Milano, hai vissuto a Milano La per un certo sì, tempo. ho lasciato un bel pezzo di cuore a Milano perché ti dirò, inizialmente non è stato facile. I primi 2 anni, infatti nella canzone dico odio e amore, ma la sua nostalgia, ce l'hai sempre nel cuore praticamente, no, Mh. quindi ho vissuto 10 anni a Milano, mi ha dato tutto ed io sono veramente grato, mi ha dato tutto, la libertà, l'indipendenza. E poi siccome lavoro a scuola, sono un assistente amministrativo, poi ho avuto la possibilità di ritornare in Calabria facendo il trasferimento, però sono stati 10 anni della mia vita molto belli. Con il pro e con il contro, ecco, e te lo dico da persona che a Milano, Sì, non ci vivo ma ci lavoro e insomma, eh, i no, prezzi, il caos, okay, okay, quello sì, però sai, io ho visto sempre Milano sotto un discorso artistico. sì, è Mi vero. piace l'autunno, infatti nella mia canzone Milano, parlo dei giardini immensi, no, cioè che sono di tanti colori ed è bellissimo. Poi insomma il Duomo, il castello, cioè io l'ho vista sotto quell'ottica là. Chiaro, chiaro, chiaro. Facevo delle enormi passeggiate, ma proprio per godermela.
sotto questo aspetto qua. Capite, signore e signori, la potenza di Milano è anche questa, saper Sì, accogliere chiunque arriva e molto spesso si trova anche lavoro, molto assolutamente. spesso c'è una varietà di richiesta di lavoro molto grande che in altre zone d'Italia purtroppo non esiste. Purtroppo no. E quindi noi mandiamo un grande saluto a tutti coloro che da Milano sono passati come Pasquale Certo, Gallipoli in un grazie. momento della loro esistenza e perché no, nel caso di Pasquale lui ha preso questa essenza trasmettendola poi nelle sue canzoni. Dove ti possiamo trovare? Perché a questo punto abbiamo incuriosito i nostri ascoltatori e giustamente se volete scoprire un cantautore che è stato a Milano ma che adesso è ritornato in Calabria, esattamente dove? Che abbiamo sicuramente amici che ci seguono dalla zona. Io vivo a Paola, provincia di Cosenza, che sarebbe la città che è la città di San Francesco Eh di sì, Paola, patrono della Calabria. e anche qui c'è un tuo amore verso il Sì, territorio, è vero? assolutamente sì, è fantastico. Poi c'è molta devozione verso questo immenso santo che è conosciuto in tutto il mondo. Infatti io ho scritto una canzone per San Francesco che in un attimo ha fatto il giro del mondo, che si chiama Capite? La canzone di Francesco. Quindi, Capite insomma, signori, il sì, bello di avere artisti che amano la propria terra e che la diffondono e dove vanno carpiscono le emozioni di quel territorio e le traducono in musica. è vero, è bellissimo. Questa Cioè, è roba buona e sono veramente grazie. contento di averti trovato nella strada in questo sottobosco di musica indipendente troppo spesso sconosciuto, perché lo ricordiamo, sulle radio, quelle importanti, è sempre difficilissimo entrare in Infatti, programmazione. E sì. vai, Pasquale, ci siamo noi, e non c'è problema, Grazie, ci siamo noi. gentilissimo. E colgo l'occasione per ringraziare anche l'amico Eugenio Guerrotto che veramente mi ha indicato verso di te, che sei una persona fantastica, e insieme a questa immensa radio faccio i saluti a tutto lo staff e Grazie. grazie veramente di questa opportunità che mi date. Sono io che ringrazio te e ringrazio anche il radiofonico Eugenio, collega Sì, di radio, ma sì, naturalmente Pasquale, facendoti tanti cari auguri di buon Natale, non finisce qui e tu sai che sei in grazie. programmazione anche su Radio Libertà e quindi più che volentieri trasmettimi le tue emozioni che io faccio da altoparlante verso i nostri ascoltatori. E tu veramente già mi hai veramente emozionato e sono veramente orgoglioso e contento di essere, tra virgolette, uno di voi. Veramente bellissimo. Grazie. Grazie. Buon Natale, Pasquale Gallipoli! Buon Natale e io sono su tutti i social, su Facebook, Spotify, Apple Music, Amazon, Shazam, in tutte le parti c'è Pasquale Gallipoli. E grazie ancora. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Bello. No, mi fa piacere quando troviamo artisti che davvero amano la nostra terra e ci spronano ad amarla. Cercate questa canzone, La mia dolce Italia, di Pasquale Gallipoli. Uè, sono le 11:21, abbiamo tempo fino alle 11:30. Se qualcuno vuole entrare in onda con me, un messaggio al 340-6709-659 oppure diretta telefonica allo 0292947222 alle 11:30 arrivano i bacchettoni di informazione cattolica in edizione straordinaria e poi ancora la signora delle stelle, Deborah Bellotti, che deve finire la previsione dei segni zodiacali per il nuovo anno. Intanto WhatsApp, ce n'è uno anche audio, sentiamo cosa ha da dire. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Faccio tantissimi auguri a Cos'era? tutti i Una nostri campana? politici, al grande capitano Salvini, Ehi là. a tutta Radio Padania e Grazie. in particolar modo, in quanto li conosco personalmente, sia a Semi Varin Grazie. che al grande Cainarca. Grazie. Siete tutti bravi. E anche belli. Perciò vi auguro Insomma. un buonissimo Natale
e un buon inizio di anno, sperando sempre che la radio sia sempre più libera e indipendente, come lo è di fatto. Ciao a tutti, Grazie. Battista. Gentilissimo Battista, e sperando naturalmente che ci diate una mano anche economicamente. Ricordate, noi viviamo anche grazie ai vostri abbonamenti, ai vostri contributi dal sito radiolibertà.net o attraverso il conto corrente postale 37671294 o c'è un altro WhatsApp. Sentiamo sul cursore, vediamo un po'. Buongiorno Buongiorno. a tutti quanti, Voilà. sono Mauro. Ciao. E volevo dire due cose su quanto sta dicendo ora l'onorevole a proposito del taglio dei parlamentari. Claudio Borghi, ne abbiamo parlato prima, sì. Degli stipendi dei parlamentari, eccetera. Se tutti fossero come lui, impegnati con zelo nel lavoro e con serietà, io credo che anche con questo taglio qualcosa di più si potrebbe fare. Mamma mia, che paura, chiedo scusa, ma si sono sovrapposti. Vai avanti ancora con l'audio. Non avevano alcuna competenza e arrivavano lì proprio per garantirsi un certo stipendio dopo pochi anni di legislatura e non certo uno stipendio da fame. Ricordo che c'erano dei famosi onorevoli come Di Liberto e altri che oltre ad avere barbiere gratuito e altri servizi avevano anche i sigari gratuiti. È vero. Credo che ci sia questa difficoltà di coprire tutti gli spazi proprio perché c'è ancora chi non spende 8-10 ore al giorno lavorative nei propri compiti. Poi posso comprendere che c'è una sovrapposizione di impegni come le commissioni, però se voglio dire, da qualche parte c'è qualcuno che ancora vivacchia. Comunque un grande applauso all'onorevole che ha appena fatto l'intervento, perché davvero si sente che ha a cuore il paese e gli impegni che si è preso. Vorrei che tutti fossero come lui. Grazie, ce ne sono pochi così. Era Claudio Borghi Aquilini, chiaramente la sua trasmissione una volta alla settimana qui su Radio Libertà. Altri WhatsApp ne stanno arrivando tanti al 340-6709-659 con gli auguri naturalmente e con una buona vita a tutti noi e a tutti voi ascoltatori liberi che ascoltate una radio libera. Un altro audio, sentiamo un po' cosa ha da dire. Mi riconosci? Mi riconosci? Come mai non mi hai detto che c'eri? Così ti venivo a trovare. Comunque buon Natale. È buon Natale, che devo dire anche che ci sono. Beh, basta aprire Facebook, cercare Radio Libertà e poi ogni giorno ognuno condivide la propria trasmissione. E certo che ci sono, dove vuoi che vada? Scusa, ancora WhatsApp, vediamo. Buone feste, auguri, buone feste, tantissimi WhatsAppini di salute e qui qua qualcuno che mi ricorda la notizia che sta montando su tutte le agenzie la nave cargo russa Ursa Major alla deriva nel Mediterraneo carica di armi. Buon Natale a tutta la radio, il nuovo condirettore Sallusti, valore aggiunto Pierangela da Milano. Buongiorno Sammy, a te e a tutti i componenti di questa unica radio che mi riempie di soddisfazioni oltre che di tanta compagnia. L'augurio più sincero di buon Natale sereno e in grazia di Dio. Luciana da Mugiò, bacini Luciana, ma c'è anche Silvio, brava la signora, cuore e sentimento per i nostri vecchi che hanno creato un paese che i sinistri buonisti vogliono distruggere. Immigrazione controllata e delinquenti fuori dalle balle. Buon Natale. E ancora, buongiorno, il mio parere su Salvini. Penso che ridare il Ministero degli Interni a Salvini sarebbe giustissimo, in quanto se quanto si pensava avesse fatto non esiste, ebbene gli si ridia quello per cui è andato a processo. Interessante meditazione. Ciao anche a Giuliano da Torino, auguroni. Chi se ne frega
frega degli amori della Pellegrini. E sì, oggi è su tutti i giornali, mamma mia, perché? Perché ha dichiarato che è di destra, ma non estrema, mi raccomando, ma soprattutto che ha baciato una donna. Siamo cristiano-cattolici, secondo il Vangelo di Cristo fondatore, unico capo della sua chiesa. Perfino lui era consapevole della presenza dei cattivi pastori dentro la chiesa. Voglio fare tanti auguri a tutta la grande famiglia di Radio Libertà, augurare tanto bene a tutti, ma che stelasse che siete. Un altro messaggio audio, sentiamolo. Buongiorno Sammy, Voilà. buongiorno a tutti i radioascoltatori, buone feste. Eila. E anche stamattina è valsa la pena di svegliarmi Oddio. vivo. Ho sentito la notizia, spero di non aver sbagliato a capire perché ero un po' appena lesdo, insomma, un po' lesdone, Anch'io. di un ospedale che si rifiuta di operare al cuore o quel che è Sì, un sulla paziente Verità. Perché non vaccinato. Sul quotidiano La Verità io oggi. A questo punto mi aspetto che intervenga, che ne so io, il ministro della Sanità, che intervenga un giudice, visto che la salute è un diritto costituzionale per ogni cittadino. E poi cos'altro dire, se non è una cosa che lascia allibiti. È vero, e ne parla oggi il quotidiano La Verità. Emilio, 1.000 euro delle nostre tasse andranno a beneficio degli immigrati, ma la Lega perché è caduta così in basso dell'imbecillità? Siete cattivissimi, complimenti, ma noi siamo qui anche per recepire le vostre incazzature e magari trasformarle in un decreto sicurezza ancora più potente. Un altro messaggio audio, sentiamolo. Ciao Sammy, sono Vito Coviello di Matera, Vito. volevo fare gli auguri di buon Natale a te e a tutti gli Grazie. ascoltatori. Ciao, a risentirci presto. Grazie. Ciao Sammy, sono Vito Coviello di Matera, volevo fare gli auguri di buon Natale. Doppio messaggio, Vito Coviello, ti intervistiamo l'ultimo dell'anno, e ti faccio sapere l'orario preciso, ma voglio fare 4 chiacchiere con te perché Vito Coviello, lo sapete, scrive anche poesie, è anche autore e insomma ha perso la vista ma ha guadagnato in emozioni incredibili che ci regala. Ci fermiamo per qualche istante, c'è la canzone indipendente, pezzo bellissimo di Angelo Maugeri con Marta Falcone, questa è Christian Music, si intitola Già pensavi a me, e poi a proposito arrivano i bacchettoni. Festa sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del Natale terremo vivo con l'amore. Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario, la produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
A Sammy Varin e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà un grande saluto, un abbraccio, un buon Natale a voi, a tutte le vostre famiglie, da Angelo Maugeri e al nuovo singolo Già pensavi a me. Grazie, Angelo Maugeri, cantautore, produttore, un'etichetta discografica Opul Music e tanta fede, signori, dichiarata assolutamente. Questa è Christian Music, già, e il pezzo si intitola Già pensavi a me, Angelo Maugeri con Marta Falcone. Trovate tutto facilmente su YouTube, c'è anche un bel video, ma c'è un'immensità di musica cristiana da scoprire che le altre radio non trasmettono. Perché preferiamo gli Abdullah, preferiamo quelli che ti fanno il balletto, quelli che parlano delle loro tradizioni islamiche o che ci fanno anche un giro alla Mecca, e chissà come mai è di moda sta roba, e noi e la nostra religione, le nostre tradizioni. Diamo la linea ai bacchettoni, vediamo cosa hanno da dire quelli veri, quelli forti, quelli che molto spesso sono anche controcorrente, sono quelli di informazionecattolica.it, che io sento una volta alla settimana, solitamente di venerdì, e questo venerdì abbiamo saltato perché c'era la diretta da Palermo per il processo a Matteo Salvini, lo sento volentieri oggi. Pietro Licciardi, ben ritrovato! Grazie Sammy, un salutone a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Allora comincio, siccome tra poche ore è Natale, vi ricordo un articolo su Babbo Natale che, come ha detto Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Noto, Monsignor Staglianò, le cui parole peraltro sono state abbastanza strumentalizzate, sarebbe un'invenzione della Coca-Cola. E invece, cari bambini, non piangete, perché Babbo Natale è un personaggio reale che affonda le sue radici addirittura ai primi del Medioevo, quando il santo vescovo Nicola regalò ai poveri gli averi dei benestanti genitori morti di peste e inoltre resuscitò 3 bambine. Da questi episodi la nascita della tradizione dell'uomo vestito di rosso, che a dicembre porta doni ai bambini. E rimanendo in tema, Paolo Gulisano ci ricorda che il Natale non è la sagra del buonismo, ma una festa religiosa. È Dio che si fa bambino, è il Logos che si fa carne, è il racconto sempre fresco, vivido e commovente della storia della salvezza. Nulla a che vedere dunque con i cinepanettoni natalizi per i quali Natale è solo e semplicemente vacanza sulla neve o in mete esotiche, da effettuarsi dopo la mangiata pantagruelica del 25 dicembre. E se noi sempre più ci dimentichiamo del vero significato del Natale, c'è chi se lo ricorda benissimo e ne fa motivo per scatenare il proprio odio. È quello che è accaduto nella tedesca Magdeburgo, in cui un arabo al volante di una macchina ha falciato i frequentatori di un mercatino natalizio facendo 2 morti e 68 feriti. Ne parla Angelica La Rosa, ricordando come la presenza islamica stia diventando sempre più un problema, anche perché è lo stesso Occidente che paradossalmente finanzia l'integralismo. Ecco, a questo proposito segnalo l'intervista che Informazione Cattolica ha fatto all'analista Amedeo Maddaluno sugli scenari medio orientali dopo la caduta della Siria. Interessanti le sue indicazioni e per questo invito a leggere l'articolo. Qui voglio però accennare al fatto che secondo Maddaluno l'Occidente, anzi gli Stati Uniti, poiché per Maddaluno l'Europa in politica estera non esiste, ha poco da congratularsi per la caduta di Assad, dal momento che quella parte del Medio Oriente è ora in mano ai jihadisti e a fazioni che potrebbero saltarsi alla gola da un momento all'altro. Inoltre si prospetta un futuro ancora più gramo per i cristiani e gli armeni dell'area, ostaggio di elementi di cui è ben nota la tolleranza civile e religiosa. Intanto segnaliamo a questo proposito in un nostro articolo di ieri che in Iraq la presenza dei cristiani è drasticamente diminuita a causa della instabilità del paese e delle persecuzioni dei fanatici di Daesh. Anche Matteo Castagna analizza la situazione siriana dove, come in molte altre situazioni internazionali, la verità dei fatti è spesso difficile da accogliere,
senza fonti dirette e una buona dose di fiuto che aiuta il ragionamento deduttivo. Infatti, secondo Castagna, la nomenclatura occidentale sembra aver adottato uno stile propagandistico nel rappresentare gli eventi che ha molto a che fare con la frode. Infatti in Siria si sta facendo passare per quasi galantuomini dei volgari tagliagole che fino a ieri erano etichettati come terroristi. Dopo l'assoluzione di Matteo Salvini, vergognosamente inquisito per aver fatto il suo dovere di ministro nella vicenda Open Arms, la nostra Angelica La Rosa si è chiesta retoricamente chi paga per l'inutile processo messo in piedi da certe toghe che invece di lavorare per far funzionare una giustizia alla canna del gas perdono tempo con certi teatrini da gossip politico e mediatico. E rimanendo in tema, la mia intervista a Paolo Diop, responsabile del Dipartimento Immigrazione del partito Noi Moderati, il quale ha detto, tra l'altro, che il 90% degli immigrati che oggi vivono e lavorano in Italia non vedono di buon occhio l'attuale immigrazione clandestina, che sta portando nel nostro paese gente che ha molte pretese e poca voglia di guadagnarsi certi diritti con il lavoro e il sacrificio, come hanno fatto loro a suo tempo. Per Diop, arrivato in Italia con i genitori nel 1987 dal Senegal, l'Italia non è e non può essere un paese razzista per la storia che ha, ma gli italiani sono stati bullizzati per troppo tempo da governi che hanno pensato più agli stranieri che ai loro cittadini. Stranieri che per certe cooperative, faccendieri e malavitosi, ha detto sempre Diop, sono stati un lucroso affare, ricordando le intercettazioni di Salvatore Buzzi, braccio destro di Massimo Carminati, o la fortuna della famiglia Sumaoro. Insomma, invito a leggere cosa pensano veramente gli immigrati ormai integrati in Italia di certe politiche e di certo buonismo peloso in materia di immigrazione. Voglio adesso segnalare una serie di articoli che Andrea Rossi sta dedicando a quell'autentico cancro ideologico che è stato il Partito Comunista e oggi la sinistra in Italia. Dopo aver scritto della doppiezza dei comunisti, del cupio dissolvi nel DNA della sinistra, dell'occupazione comunista della società italiana, questa settimana Rossi dedica la sua attenzione all'imperituro antifascismo di certi fascisti rossi che vorrebbero mettere a testa in giù, cito, quelli che certi tristi figuri come un tal Carlo Greppi considerano fascisti. E di Carlo Greppi e del suo libercolo parla il nostro Andrea Rossi questa settimana, che giustamente si sofferma su come certe allucinogene fissazioni, l'antifascismo appunto, servono solo a peggiorare la già complessa convivenza civile. Assieme ai sinistri dobbiamo però diffidare anche di certi personaggi che stanno a destra, ma hanno le idee un po' confuse, come il presidente della regione Lazio Francesco Rocca, che, come scrive Antonio Brandi, presidente di Provita e Famiglia, ha sponsorizzato il servizio denominato Gay Helpline, gestito dall'associazione LGBT Gay Center. Brandi chiede a Rocca di fare chiarezza soprattutto se assieme al patrocinio c'è stato anche un finanziamento con soldi pubblici a Gay Center, perché, ma questo lo dico io, è ora di finirla con lo sperpero di denaro elargito a 4 gatti che portano avanti le loro battaglie ideologiche che alla stragrande maggioranza dei contribuenti non interessano un fico secco. E con questo, caro Semmi, cari ascoltatori, abbiamo terminato per questa settimana. Naturalmente auguro a tutti voi di trascorrere un santo, sottolineo santo, Natale. Grandissimi quelli di informazionecattolica.it, li trovate anche semplicemente su Facebook. Grazie per queste informazioni, per queste meditazioni, e se magari qualcuno giustamente ha qualche ora libera, un giro sul vostro sito fa soltanto che bene. Pietro Licciardi, un augurio a te, alla tua famiglia e naturalmente a tutti i collaboratori di Informazione Cattolica. Grazie Semmi, contraccambio, un abbraccio a tutti gli ascoltatori liberi e forti di Radio Libertà. Senatori presenti 319,
Senatori votanti 318. Va ora in onda Politicastri, una lettura politica degli astri, fatti e misfatti, con Deborah Bellotti. Senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là. Non stiamo mica all'osteria. Però le bottiglie si stanno preparando per questa sera, per domani, per dopodomani. Naturalmente ancora un caro augurio da parte di Sammy Varin e di tutta la redazione di Radio Libertà. Vi terremo compagnia con tanta bella musica di Natale in queste ore, quindi teneteci in sottofondo, non disturberemo più di tanto. Un pochino sì, perché ogni tanto me la salta fuori Sammy Varin, chissà cosa dire. Sono le 11.45, signori. Già siamo entrati nuovamente nel vedo, prevedo e stravedo dell'astrologa professionista Deborah Bellotti, signora delle stelle, che sta proseguendo le sue previsioni astrali per i segni riguardanti chiaramente l'anno 2025. Grazie per essere con noi, Deborah. Buongiorno a tutti, ciao Sammy. E allora, tenetevi forte, io lo dico sempre, la Deborah Bellotti, zitta, quatta, dice le cose e poi ci azzecca, le ha azzeccate tutte finora, quindi tenetevi forti, vediamo se ci sono i vostri segni zodiacali, poi ci sarà la replica questa domenica dopo mezzogiorno, ci sarà la replica di tutti i segni, perché giustamente ci sono quelli che si sintonizzano in altri momenti e quindi potrete sapere che cosa vi aspetta nel nuovo anno, manca pochissimo. E alla fine di questo collegamento ricorderemo anche il contatto privato di Deborah Bellotti, perché se la contattate vi fa un vedo, prevedo, stravedo personalizzato su di voi, sul vostro segno zodiacale, che ha anche un regalino niente male, magari da fare per la Befana al vostro lui, alla vostra lei. Qui mi fermo. Deborah, adesso sto in silenzio religioso ad ascoltarti, vai. Allora, proseguiamo con la nostra lettura per il 2025 partendo dalla bilancia. Allora, la bilancia si ritrova in questa fase di crisi sua personale, di trasformazione. Il 2025 non parte benissimo perché c'è Marte nel segno del Cancro, quindi ci sono tutta una serie di difficoltà e impedimenti, ma tutto questo nasconde una nuova opportunità, una nuova occasione di rimettere a posto delle vecchie questioni. A partire dal 25 di maggio fino al 31 di agosto la bilancia deve fare una revisione dei suoi rapporti. Poi dal 1 di settembre fino al 31 di dicembre si aprono nuovamente altre occasioni. Ancora c'è la possibilità di rimettere mano a delle vecchie questioni o di risolvere eventualmente delle problematiche che si sono manifestate con dei parenti o magari legate all'abitazione. Andiamo ai nati sotto il segno dello Scorpione. Bene o male il segno dello Scorpione ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri. Questo Marte fino al mese di maggio gli dà grande carica, grande forza di volontà, ma anche una spinta ad osare. Si aprono delle porte, quelle porte che lo Scorpione negli anni ha cercato di abbattere o di far aprire, ma che alla fine ha sempre trovato chiuse anche con 1000 sbarre di acciaio. Dal mese di giugno Giove entra nel segno del Cancro, quindi lo Scorpione si sposta lontano. Questo potrebbe dire o che fa dei lunghi viaggi per lavoro, oppure semplicemente che c'è un rivolgersi ad uno studio superiore, un documentarsi, un ricercare, un approfondire o eventualmente buttarsi in nuovi percorsi sia di studio sia professionali. A partire sempre dal 25 di maggio a tutto il 31 di agosto, ecco che il lavoro subisce un cambiamento radicale. Seconda parte dell'anno sicuramente migliore, dove lo Scorpione riscopre quella che è la sua creatività. Il Sagittario. Allora, il Sagittario avrà un momento di apertura tra la fine di maggio e il mese di agosto. Lì non gli sembrerà vero che siano terminate tutte queste pesantezze, tutti
tutto questo ostruzionismo, ma ahimè proseguirà queste sue battaglie, questa sua lotta contro gli ostacoli poi fino al 31 di dicembre. Tutto sommato però è un anno che indica comunque degli stravolgimenti nei rapporti a due, potrebbero avvenire separazioni, convivenze o eventualmente matrimonio, ma così anche nei rapporti professionali. È tempo veramente di voltare pagina. Per i nati invece sotto il segno del Capricorno si apre questo 2025 con dei grossi conflitti legati agli altri. Marte si trova in opposizione dal segno del Cancro, quindi indica litigi, discussioni per contratti, per accordi, per patti, e il Capricorno però arriva a questo appuntamento un po' sfinito, non ce la fa più, ce ne ha piene veramente le scatole. Per qualcuno il 2025 rappresenta un anno di chiusura, ovvero c'è chi può andare in pensione, c'è chi dopo tanti anni vissuti in una determinata azienda decide di cambiarla, quindi secondo lui di andare in un posto sicuramente migliore o con colleghi insomma più adeguati al suo modo d'essere. Giove nel segno del Cancro anche qui può rappresentare la disunione o comunque una separazione, un divorzio da mettere in atto. Per l'Acquario, sicuramente i nativi nati nei primi giorni del segno stanno subendo l'influsso di Plutone, quindi si trovano a modificare, a trasformare la propria personalità. È un momento dove manifesteranno degli aspetti in ombra che magari nemmeno loro conoscono. Saturno nel segno dei Pesci crea qualche difficoltà ancora a livello economico, ci sono delle piccole occasioni per riuscire a tamponare tutto quanto, ma con l'arrivo di Giove nel Cancro a partire dal mese di giugno bisognerà rivedere la propria posizione sia nei confronti degli altri sia a livello lavorativo, mentre con Saturno nel segno dell'Ariete a partire sempre dalla fine di maggio entro il 31 di agosto c'è un fermo, quindi bisogna fare un po' il bilancio della situazione degli ultimi 7 anni. Infine andiamo al segno dei Pesci. Il Pesci diciamo che quest'anno lo vivrà diversamente dal 2024, è un anno di ripresa, è un anno dove il Pesci finalmente si rimette nuovamente in gioco, novità in arrivo per quanto riguarda il settore lavorativo, ma anche economico. Sono possibili eredità o lasciti, oppure semplicemente dovrà avanzare una richiesta per un finanziamento per un mutuo. Con Urano nel segno dei Gemelli, i nati nei primi giorni del segno a partire dalla fine di giugno, luglio e agosto potrebbero rivoluzionare la loro esistenza cambiando tutto quanto. Quindi significa che qualcuno potrebbe dire basta, io sono stanco di starmene in Italia, decido di andare all'estero. Qualcun altro invece decide di vendere tutto il possibile proprio per, che ne so, prendere e dire faccio un anno sabbatico di 365 giorni, mi faccio il giro del mondo, oppure quest'Urano in quarta può portare effettivamente a staccarsi completamente dal mondo esterno, oppure dai figli, oppure dal marito, e chi più ne ha più ne metta. Comunque entra in moto una nuova rivoluzione, una nuova ribellione. Il Pesci diciamo che cambia un po' pelle. Hai capito? Questa è un po' la situazione. Hai capito i consigli della Deborah Bellotti, signora delle stelle? Che qualcuno di voi magari voglia di un anno sabbatico ce l'ha e dice ma sì, sto via un annetto, ci rivediamo, ciao ciao. Oh, Aug, l'astrologa parlò. Certamente, come dicevo prima, se volete saperne di più sul vostro segno,
contattatela al numero che adesso arriva e magari vi fate fare una previsione per l'anno prossimo ancora più completa, chiaramente a pagamento, ma che diventa un bel cadeau natalizio, magari proprio da mettere nella calza della Befana. Deborah, davvero grazie per queste informazioni interessantissime e dacci il tuo contatto che i nostri ascoltatori segnano giù. Allora, il numero di telefono è il 333 13 39 765. E naturalmente grazie per tutto quello che ci regali qui a Radio Libertà, un augurio di buone feste da tutti noi e anche per la tua famiglia. Contraccambio a voi, a tutti i radioascoltatori, e che possiate passare queste feste in totale armonia e serenità, perché ce lo meritiamo tutti quanti. Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti. È inutile che mi scrivete che volete l'anno sabbatico. Insomma, dipende se siete di quel segno zodiacale, se no niente anno sabbatico. Sì, me ne vado, ringraziandovi come sempre per il gentile ascolto. Mi state scrivendo quando c'è la replica. Questa domenica alle ore 14 esattamente. Questa domenica ore 14 la replica delle previsioni di tutti i segni zodiacali per l'anno 2025. Qui la voce di Sammy Varin, tocca a me adesso veramente farvi gli auguri, ringraziarvi perché siete in tantissimi, si è sparsa la voce anche nelle radio DAB, in macchina, sul camion, ormai avete scoperto che c'è questo tastino con scritto DAB e lì si apre un fotio di nuove emittenti, chi fa il rock, chi fa la musica classica, chi fa anni 70-80, chi parla e tra quelli che parlano ci siamo noi di Radio Libertà. Una volta che ci scoprite il segnale non lo perdete più perché è una nuova banda tecnologica che si sente dappertutto, ma soprattutto noi ci sentiamo dappertutto perché nella banda DAB siamo nazionali. Dicevo, grazie per seguirci, grazie a chi ci vuole bene, a chi ci vuole meno bene, ma riconosce comunque che siamo una radio di nicchia che la racconta in maniera diversa. Grazie a coloro che in questi giorni ci hanno donato qualche cosa attraverso il sito radiolibertà.net. Viviamo grazie ai vostri sostegni, o attraverso il conto corrente postale 3767 1294. Grandiosi auguri di buon Natale, buon riposo, buone feste. Ci fermiamo per quanto concerne la diretta della rassegna stampa perché non ci sono i giornali per qualche giorno. Ritorno in onda ufficialmente venerdì, ma la mia voce risuonerà nelle vostre orecchie anche in versione replicata nei momenti più strani della giornata. Grazie a Francesco che immagino resterà qui ancora per molto tempo. Non vedi l'ora di andare anche tu a mangiare qualcosa per Natale. Sì, ci ritroveremo con qualche etto in più, ma non tanto. Buon Natale.